mettiamo in votazione formalmente l'ordine del giorno, quindi chi è favorevole alzi la mano. Direi unanime. Invito l'azienda a rivedere la sua posizione, perché non si tratta di una trattativa sindacale, ma si tratta di una responsabilità sociale che ha l'azienda nei confronti del territorio e quindi noi la vogliamo portare su questo ambito. Anche perché è un trasferimento che dà un po' l'idea di un licenziamento. È un licenziamento camuffato, l'abbiamo detto dall'inizio, l'hanno detto i sindacati, lo sanno i lavoratori. 150 km per la Liguria. Per la viabilità che c'è oggi in Liguria significa veramente mettere a disagio non soltanto la vita delle persone ma di tutte le famiglie, perché queste persone si sono costruite una famiglia secondo la necessità lavorativa e non solo, queste famiglie hanno prodotto tanto, perché la Liaxis, la FIP e la Astore è un'azienda a Casalza Ligure che produce fatturato, e il fatto che lo produce, l'abbiamo messo per iscritto anche nell'ordine del giorno, è dovuto anche al fatto che le famiglie sono vicine ai lavoratori, quindi i lavoratori sono tranquilli e contenti, e quando una persona è tranquilla e contenta produce meglio. Bisogna che la pratica vada su un tavolo più alto. Sì, sicuramente questa sera è stata una bella prova di unità territoriale con i comuni della Val Petronio, ma non solo, il comune di Chiavari, parlamentari, consiglieri regionali. Occorre davvero però adesso fare un salto di qualità, perché l'azienda è determinata ad andare avanti in questo percorso, quindi occorre che la regione sempre di più prenda in mano la pratica, ma occorre anche quello che abbiamo chiesto nell'ordine del giorno, chiedere un tavolo con l'azienda al Ministero dello Sviluppo Economico, perché si possa far leva su tutti gli elementi, anche sui possibili finanziamenti, per poter mantenere in questo sito questa azienda che dà lavoro a 55 famiglie. Non è una battaglia di Casalza questa, è una battaglia che deve investire tutta la città metropolitana, ed è importante la presenza questa sera del sindaco Bucci attraverso il suo delegato Guido Guelfo, perché il rischio, secondo me, è che questo problema si dilati, si allarghi anche al sito produttivo di Casella, e quindi noi dobbiamo essere preparati a difendere non un comune e i lavoratori di un comune, ma i lavoratori di uno spazio ben più ampio che è quello della città metropolitana.